Ciao da Nicoletta, sempre dal corso di Lugano. Eccoci con la nuova pillolina. Mi piace molto perché parla del riuscire ad andare sempre avanti, visto che domani sera c'è una serata sull'autostima Cascafagiolo. Il fiume e l'oceano, da un brano tratto da Osho. Dicono che persino un fiume, prima di riversarsi nell'oceano, tremi di paura. Guarda all'indietro per tutto il suo percorso, le cime, le montagne, la lunga strada sinuosa attraverso le foreste, attraverso le persone, e vede davanti a sé un oceano così vasto che entrarci dentro sarebbe come sparire per sempre. Però non c'è verso, quello è il corso naturale degli eventi, non può tornare indietro, nemmeno tu puoi farlo. Tornare indietro è impossibile nell'esistenza, si può solo andare avanti. Il fiume è importante, rischi ed entri nell'oceano, e soltanto quando entra nell'oceano la sua paura sparisce, perché solo allora il fiume capisce che non si tratta di sparire nell'oceano, si tratta di diventare esso stesso oceano. Da un lato c'è la sparizione e dall'altro c'è la rinascita. E quindi conclude così: vai oltre, le cose stanno accadendo perfettamente anche per te. Cosa significa? Che a volte ci si guarda indietro e si pensa se solo avessi fatto, ma si può solo imparare dagli errori, si può solo continuare ad andare avanti, si può solo diventare a volte quel qualcosa che ci fa paura e in realtà no, perché paura? A volte ci sono persone che hanno paura ad amare, invece si rendono conto che quando fanno un passo oltre la paura diventano in se stesse amore. E il mio augurio è di diventare quel qualcosa di cui hai paura ed andare oltre ciò che è stato e ciò che non sarà più. E magari da ciò che è stato puoi prendere degli spunti e anche con le stesse persone ricreare qualcosa di importante, perché se impari dagli errori, magari con quella stessa persona crei unione, condivisione in modo più forte, più vero, più maturo. E so che sai capire. Ciao, ciao, ciao.